Interviene Rafael Molina, che è il rappresentante dell'Associazione delle aziende di turismo attivo delle Isole Canarie. Perché abbiamo scelto di invitare loro qua? Fondamentalmente per due ragioni. Una, perché è ovvio che le Canarie è un'isola, pertanto ha determinate caratteristiche simili a quelle che abbiamo noi in Sardegna. Seconda cosa, loro più o meno 10 anni fa, forse un po' di più, hanno capito quello che stiamo tentando di capire noi oggi, ovvero non vivere soltanto del balneare, e hanno in qualche maniera compreso l'opportunità che il loro territorio gli dava per quanto riguarda lo sviluppo del turismo attivo. C'è una grande differenza rispetto a quella che stiamo applicando noi, soprattutto in Italia, che aspettiamo che l'amministrazione ci organizzi tutto e ci facciano e ci creino le condizioni sulle quali andare. Beh, il modello che loro hanno applicato è esattamente il contrario, ovvero hanno creato la rete fra aziende, collaborano come tale, si aiutano, si passano i clienti, i gruppi, non lasciano perdere un gruppo o un cliente perché io sono impegnato, e soprattutto lavorano nella promozione, lasciando, perché hanno fatto pressione diciamo, sull'amministrazione regionale per quanto riguarda la promo-commercializzazione, che è una divisione di ruoli molto importanti. L'esempio che Raffaele ci spiegherà fondamentalmente è quello di come attraverso la creazione di rete e il lavoro assieme fra i diversi operatori puoi creare le condizioni pertinenti, facendo che l'amministrazione regionale, locale, provinciale, nel loro caso, facciano degli investimenti per la pulizia dei sentieri, eccetera, che aiutino a creare le condizioni per sviluppare il business. Io quello che le ho chiesto a Raffaele di spiegarci come hanno fatto, cosa fanno e come loro si stanno sviluppando e come loro stanno andando avanti. Ok? Raffaele, quando vuoi. Bueno, buenos días a todos. Perdón porque no hablo italiano. Intentaré hablar despacio para que puedan entenderme lo más posible. Agradecer muchísimo a Giuseppe la invitación, ¿no?, personal realizada a nuestra asociación Activa Canarias. Vengo en representación de la Asociación de Empresas de Turismo Activo que aglutina a la gran mayoría de empresas en todas las islas. Conocen, si les pregunto, las Islas Canarias, ¿verdad? En general es un destino turístico de los más conocidos en Europa, al menos, y en otros países, ¿no? Pero en Europa en concreto, pues decir Canarias es pues nombrar uno de los destinos, sobre todo de invierno, ¿no? Nosotros ahora mismo está empezando lo que es la temporada alta allá en las islas, y eso es uno de los destinos preferidos por los europeos para ir a escapar un poco del frío invernal aquí por las condiciones climáticas que tenemos en las 7 islas. Somos 7 islas, 7 islas grandes, digamos, y hay una octava un poquito más pequeña, La Graciosa, con una población pequeña, pero también otra isla muy interesante. En general solemos hablar de 7 islas. Activa Canarias es una asociación que aglutina empresas de todas las islas, en general. Como les decía, el destino Canarias es un destino turístico consolidado. Estamos recibiendo a día de hoy, al año pasado, alrededor de 16 millones de turistas al año en las 7 islas. Pero en general también es un destino tradicionalmente de sol y playa. Como decíamos, en general, cuando pensamos en Canarias pensamos en ir al sol, a la playa, al hotel, a descansar. Pero en los últimos años está creciendo bastante la demanda de turismo activo. Nosotros como empresas locales, pues ya hace
años hay empresas incluso que llevan alrededor de 20 años trabajando con actividades de naturaleza, pero siempre han sido más enfocadas al turismo, a la gente local, ¿no? A los habitantes de las propias islas, casi nunca estaban vinculadas al turismo. En los últimos años hemos visto que cada vez el número de turistas que vienen a las islas va creciendo y recientemente, solo hace Activa Canarias como tal surge alrededor del año 2003, pero de una forma muy simbólica, y a partir de 2013, 2014, ya sí nos sentamos, empezamos un pequeño grupo de empresas a sentarnos todos allí. Al final son islas pequeñas, nos conocemos, las diferentes empresas, y llega el momento en que creemos que ya tenemos que dar un paso más y tenemos que sentarnos para empezar a trabajar juntos, porque cada uno por su lado es muy difícil darte a conocer. Entonces, bueno, como todo principio, cuesta un poco, vamos llevando a cabo algunas reuniones de vez en cuando, pero de esas reuniones salimos con mucha energía, pero enseguida, desde que sales, ya empieza cada uno a su día a día, a su empresa, y no puede dedicarse ma ciascuno di noi poi si dedicava alla sua azienda e non si dedicava all'associazione. Pero bueno, de esa forma in questo modo seguimos comunque reuniéndonos, seguimos sentándonos continuato a vederci, para hablar de incontrarci muchos per problemas, parlare por di ejemplo, problemi comuni. que teníamos a día de hoy, siguen estando, pero ya van más encaminados. Ma già avevamo preso una direzione discutendo di problemi come la mancanza di visibilità, come farci conoscere nel mondo, come dire che nelle Canarie si può praticare del turismo attivo durante tutto l'anno, problemi di mancanza di normativa, non c'era una regolamentazione sul turismo attivo, e con l'insicurezza giuridica che comporta questa mancanza di leggi, e poi intrusioni nel settore da persone che non sono aziende, che non sono assicurate, associazioni, gruppi che non possono sviluppare un'attività imprenditoriale, ma che comunque lo fanno. Questa mancanza di struttura, di conoscenze, di legalità per un settore che era relativamente nuovo, come dicevo. Quindi abbiamo deciso di continuare in questo sforzo di lavorare insieme, e alla fine stiamo scommettendo a pagare una quota, digamos, sulla nostra associazione, pagare una quota che ci consentisse di gestire l'associazione. Abbiamo ovviamente attribuito dei ruoli, un presidente, un portavoce, una persona che si potesse pagare per lavorare per l'associazione negli ultimi anni. Vediamo qui nel grafico che vi mostrerò. In questi ultimi 2 o 3 anni il numero delle aziende è cresciuto in maniera esponenziale. Siamo su tutte e 7 le isole, siamo 52 aziende associate, e ciò significa che questo è stato utile perché l'amministrazione pubblica e il governo si rendesse conto dell'esistenza di questo settore, che è importante, che è coeso, che è forte, e a questo punto si possono anche intavolare dei contatti, trasmettere, rendere noti i nostri problemi, e riceviamo anche degli aiuti che sono necessari per molti aspetti della nostra attività. Abbiamo ottenuto, per esempio, di recente l'approvazione di un decreto che regola il turismo attivo, che richiede una serie di condizioni, di prerequisiti di sicurezza, di formazione, di attrezzatura, eccetera, e di formazione soprattutto. Oggi alle Canarie fino ad oggi non esisteva una legge sulla formazione, così come invece esiste in altre comunità spagnole, quanto alla gestione di un gruppo, della natura, per
per tutte le attività sportive, le escursioni. Non esiste un regolamento che richieda un titolo e quindi teoricamente chiunque, mentre un'azienda fa tutto quello che serve, anche una persona che non ha le capacità può svolgere queste attività, ma grazie allo sforzo che noi abbiamo detto all'amministrazione pubblica, abbiamo bisogno che questo comparto sia regolamentato, che si avvii un processo di regolamentazione, perché questo è il nostro obiettivo, è chiaro, ed è quello di far sì che le Canarie siano una meta sicura e gestito da professionisti per la pratica del turismo attivo. E quindi se vogliamo, se intendiamo ricevere delle persone che decidono di venire da noi, devono avere la percezione chiara che questa meta è sicura, che offre tutte le garanzie del caso da parte di professionisti del settore e l'assicurazione, affinché il tour operator o le agenzie specializzate non si arrischino a mandare persone dove esista un limbo di tipo legale, ci sia una mancanza di garanzie. E quindi noi aziende abbiamo deciso da tempo di lavorare col governo delle Canarie e abbiamo ottenuto finalmente che si approvasse questo decreto, che è già entrato in vigore un anno fa più o meno, nel quale però mancano alcune cose da aggiungere, ma quantomeno esiste un confine, una struttura legale ben definita. Parlando in generale del turismo attivo, lo conosciamo, questo tipo di turista, che cosa cerca, quello che richiede, le esperienze che vuole fare. Io mi addentrerei più nella parte delle associazioni sportive, delle associazioni, per vedere come creare una destinazione turistica chiara che offra garanzie sicure, perché ciascuno, fino ad oggi c'era una frammentazione degli operatori, era molto difficile farsi conoscere, era molto difficile che le persone riconoscessero le Canarie come una destinazione di turismo attivo, essere un nucleo forte, e che l'amministrazione, dimostrare all'amministrazione che esiste una base forte di impresa e c'è una domanda, c'è una quantità sempre maggiore di turisti che richiede questo tipo di attività. Ecco, allora in questi ultimi anni si sta portando avanti un cambiamento nella promozione delle isole Canarie. Sempre di più partecipiamo a delle ferie internazionali con l'appoggio del nostro governo, FITUR, la ITE a Berlino. Ci siamo stati l'anno scorso, per esempio. E tramite l'amministrazione pubblica, per fornire questa immagine, trasmettere questa immagine all'estero di turismo attivo, e questo è importante, e questo è il ruolo fondamentale che si dovrebbe avere anche qui in Sardegna, dove si cerca di scommettere su questo tipo di pratica. Le aziende, io vi consiglierei di lavorare in questo senso, lavorare insieme, che porta a un investimento generale, anziché lavorare in maniera isolata. Quello che serve è lottare per far conoscere un marchio, no? E il marchio Activa Canarias, quando abbiamo iniziato la nostra associazione, l'abbiamo iniziata a Gran Canaria, che è il posto da cui provengo. C'era un dibattito se farlo a livello regionale, a livello di isola, le 4-5 aziende. E no, è stato subito chiaro per noi che fosse necessario lavorare in tutta la comunità, anche perché per il marchio, la riconoscibilità a livello internazionale dell'isola, e quindi abbiamo pensato che più siamo, più promozione riusciamo ad avere, e ovviamente i risultati poi portano dei clienti potenziali che poi decideranno con quale azienda lavorare, con quale operatore. In Activa Canaria
Attiva Canaria appartiene a un'associazione nazionale di turismo attivo, si chiama ANETA, e anche lì abbiamo delle presenze, abbiamo una forza contrattuale e abbiamo un sostegno molto importante anche. Adesso vi mostro alcune slide mentre parlerò. Il concetto di turismo attivo che abbiamo visto stamattina nelle diverse presentazioni. Quello che diceva Giuseppe, non è c'è il turismo di mare, di terra, di aria, di neve. Ovviamente noi abbiamo forse qualcosa sul turismo d'inverno, il Teide a Tenerife, che è la montagna più alta di Spagna. Abbiamo un referente anche lì, un riferimento per tutti gli alpinisti, ma non c'è un turismo propriamente invernale di sci o di scalata su ghiacciaio. Ovviamente abbiamo tutti gli sport di mare, di terra, durante tutto l'anno, tra l'altro. Un po' la stessa cosa. Ecco, qui è come siamo organizzati. Ogni isola ha un rappresentante nell'associazione, c'è un delegato, io sono rappresentante di Gran Canaria, tutti apparteniamo all'associazione regionale. Questi sono gli incontri annuali, una volta l'anno, e la prossima si terrà alla fine di novembre. Abbiamo la giornata dei professionisti, alla quale invitiamo. Questa sarà la terza che organizziamo, e in un giorno intero vengono partecipanti delle 7 isole, gli assessori del turismo delle isole. Noi apparteniamo ovviamente al governo della Spagna, al governo delle Canarie, e ogni isola ha il suo governo. Quindi abbiamo riunito l'anno scorso i 7 assessori del turismo di ciascuna isola per dibattere tra noi, incontrarci e continuare a lavorare insieme per il bene del settore e della meta. Abbiamo ben chiaro l'obiettivo finale, quello di rendere riconoscibile la meta turistica. A titolo personale ovviamente è la mia azienda, lavorare con la mia azienda, ricavarne di che vivere, continuare e mostrare la nostra isola ai nostri clienti, ma l'obiettivo comune è avere sempre questo come obiettivo. L'importante è promuovere la Canaria come meta, le Canarie come una meta sicura. Non vogliamo assolutamente che succedano incidenti, che far sì che le Canarie vengano associate ad un incidente grave come il fatto che possa morire qualcuno, e succede. Anche noi abbiamo un'orografia molto scabra di burroni, ci sono temperature alte d'estate. Adesso siamo in alta stagione. Io d'estate non organizzo escursioni, da giugno ad agosto le temperature sono molto alte, arrivano a 40 gradi. Se la gente non lo sa, se il turista che viene da fuori dice che bello, andiamoci a camminare, non ha più informazioni di questo, noi forniamo tutte le informazioni e forniamo un'immagine molto chiara. Quello che succede è che c'è gente che per esempio vadano in zone impervie con il caldo, lontane dai villaggi, e per esempio la gente parte e rimane senza acqua. E ovviamente bisogna informare i turisti, far sì che non si mettano in condizioni di rischiare per questioni legate al clima, all'orografia, alla città. E quindi in questo caso l'informazione che dobbiamo proiettare è questa, molto puntuale, molto precisa, per evitare rischi. Quindi noi da giugno ad agosto non organizziamo escursioni. Questa è la visione, la missione dell'associazione, avere un settore solido di riferimento che aiuti a differenziare anche la meta turistica. Abbiamo ben chiaro che una parte del turismo che abbiamo nelle isole, fondamentalmente di spiaggia balneare, dipende molto
hasta ahora y todavía a día de hoy, pues prácticamente, no sé, pero más del 80% del turismo que va a Canarias va de la mano de tour operadores, va attraverso i tour operator, no? Che offrono generalmente la spiaggia, l'albergo, ma il vantaggio del turismo attivo in questo caso è che è un turismo più indipendente, che un turista di questo tipo non va tramite tour operator, a meno che non sia un gruppo organizzato un'agenzia specializzata in escursioni. E a quel punto abbiamo un tour operator che ti accompagna con imprese di questo tipo, con dei gruppi non molto grandi, per esempio, dedicati. E c'è anche un altro grande mercato dei turisti che viaggiano a titolo individuale, che vanno a fare scalata o a camminare, oppure a praticare surf in forma del tutto indipendente. E questo settore sta veramente crescendo molto. E ovviamente è una scommessa sul futuro. Senza arrivare a degli estremi catastrofici, io penso sempre al caso peggiore, se un tour operator decise che le isole Canarie non interessano più come destinazione perché sono vicine al Marocco, l'Egitto, si stanno riattivando, il Capo Verde per esempio, siamo circondati da altre regioni che offrono tempo costante, un buon clima, dei prezzi molto migliori, più competitivi, ma noi offriamo altro, a parte la bellezza, il clima del paesaggio delle isole, offriamo anche la garanzia, la sicurezza di essere un territorio europeo, che in un dato momento, se il tour operator decide che le Canarie non interessano più, ovviamente siamo a rischio di perdere quote di mercato e una delle fonti di reddito più importanti. Ciò nonostante, il turismo attivo di forma più indipendente certo che può sperimentare una crescita, può arrivare ad una crescita, perché non è così legato ai tour operator. E quindi per noi è indispensabile diversificare, avere un ventaglio ampio di offerte, a parte quelle classiche della spiaggia e del mare, con tutti i vantaggi che portano e che comunque conferiscono in termini di ricchezza. Il turismo attivo, di solito il turista di questo tipo entra in percorsi più interni all'azienda. Ovviamente questo rinvigorisce anche le piccole località interne, sta riattivando questa economia che stavano al margine del turismo di massa. Il turismo di massa è ovviamente concentrato sulla costa, alla spiaggia, agli hotel, e c'è stato un grande spopolamento dell'interno verso la costa, e quindi ci sono molti villaggi che erano poco popolati da persone anziane, perché tutti i giovani non abitavano all'interno dell'isola, e in questo modo invece stiamo cercando e stiamo riuscendo a ristabilire un equilibrio, perché la gente ritorna a vivere all'interno, per esempio recuperando delle case abbandonate, destinarla a forme di turismo rurale, come ostelli, ristoranti. Il turismo attivo aiuta a riattivare l'economia locale, il settore primario, l'agricoltura, per esempio l'allevamento. In che modo? Facendo sì che il turista conosca il settore alberghiero, per esempio, e che si avvicini alla cultura, perché anche voi in Sardegna avete una grande tradizione di pastorizia, di allevamento. Ecco, questo per esempio è un fattore attrattivo, di attrazione turistica. Quello che faccio io è portare per esempio i turisti a visitare, ma anche i nostri abitanti che già tendono a dimenticarsi della campagna. Cerco sempre di andare a visitare una fattoria, una famiglia di pastori che producono per esempio dei formaggi meravigliosi, andare a visitare degli artigiani, gli apicoltori,
è quello che ci definisce, che ci differenzia, che ci caratterizza. Perché per andare in un hotel o in una spiaggia è indifferente andare a Las Palomas di Gran Canaria oppure andare al sud o andare alla Riviera Maya o ad altre località qualsiasi, fanno lo stesso, perché hotel e spiaggia più o meno sono lo stesso. Ciò che invece il turista attivo cerca è andare in un luogo e conoscere le persone del posto, come si è adattata questa popolazione all'ambiente, e qui c'è un ampio spazio di crescita. Quindi organizzare gli attori economici e pubblici del turismo attivo per migliorare le pratiche, per consolidare la destinazione e la meta. E tra i diversi obiettivi c'è quello di promuovere un'economia sostenibile, un miglioramento continuo e la professionalizzazione nell'ambito di questo settore. Che il nostro destino, la nostra destinazione sia associata, che non venga associata alla disorganizzazione. Dobbiamo lottare, combattere affinché questa destinazione sia nota a livello mondiale come un riferimento sicuro e chiaro nella pratica del turismo attivo, che esistano servizi pubblici come per esempio ospedali, ambulatori di condizioni adeguate per poter far fronte a un incidente, oppure delle squadre di soccorso, la professionalità dei lavoratori di questi settori. Un'economia sostenibile ovviamente, e fondamentalmente anche l'impegno chiaro con la tutela dell'ambiente, con la capacità di supportare questa attività da parte degli spazi. Noi sappiamo che esistono dei limiti. Sappiamo quali sono gli effetti del turismo di massa, che ha sovraccaricato con molte persone, molti edifici. Noi abbiamo l'enorme vantaggio di avere degli spazi naturali protetti nell'isola. Nelle Canarie abbiamo 4 parchi nazionali. Ce ne sono 15 in tutta la Spagna e 4 sono nelle isole Canarie, e quindi una vastità di spazio con diversi regolamenti, con delle misure di protezione ambientale che dobbiamo conservare, perché se non abbiamo un paesaggio da offrire, che cosa possiamo offrire? No? Perché il paesaggio è uno dei motivi fondamentali perché la gente venga a praticare lo sport in un ambito naturale. 2 minutos. Gracias. Le dije, por favor, dime porque yo hablo mucho. Ho chiesto di fermarmi a un certo punto perché parlo molto. Adesso passerò rapidamente ad alcune degli incontri che abbiamo tra gli operatori. Cerchiamo di far sì che le altre aziende ancora non fanno parte dell'associazione. Abbiamo delle giornate di sensibilizzazione. Adesso siamo in 53 associati. Abbiamo dei partner ufficiali, imprese private di trasporto marittimo, per aiutarci nei viaggi tra un'isola e l'altra, e come appoggio dell'amministrazione, del governo delle Canarie, come associazione. Riceviamo delle sovvenzioni che ovviamente dobbiamo giustificare per attività di promozione, di corsi di formazione. Essere associati rappresenta un vantaggio, perché noi facciamo normalmente dei corsi di formazione, corso di soccorso alpino e montagna per esempio. Cerchiamo dei professionisti che siano certificati, che forniscano corsi certificati per esempio, e questo ci costa molto poco, a volte niente, e quindi questo è un vantaggio per gli associati e dovrebbe fornire un elemento anche per chi non è associato di aderire alle iniziative. Dati economici: su 16 milioni di turisti, a parte questo problema congiunturale dell'Africa, abbiamo raccolto anche i turisti che non andavano in altre ore. Adesso il 10% di questi 14 milioni, 1,5 milioni, vengono alle isole Canarie
per praticare turismo attivo ed è una quantità abbastanza significativa, direi, che sta aumentando. È una destinazione ad alto rendimento perché il turista attivo si ferma di più sulle isole e spende di più. La spesa media è di gran lunga superiore, io lo posso dire per esperienza diretta, è che in un giorno si esce con un autobus di turisti che si trovano al sud e quello che spendono quando sono lì non ha niente a che vedere con le persone che vogliono scoprire l'isola e apportare economia, è molto molto superiore. Vi lascio qui per non abusare della vostra pazienza e del vostro tempo. Voglio ringraziare moltissimo e vi invito, perché è un orgoglio, siamo fieri, siamo un'isola piccola e aver ricevuto un invito da parte della Sardegna. Io ho degli amici che sono venuti qui a scalare e ovviamente per me è un orgoglio essere qui. Questi sono gli sport tradizionali, non soltanto quelli tradizionali, ma ciò che ci definisce sono dei giochi autoctoni che si praticano nell'isola dai tempi degli aborigeni. Il salto del pastore. Sono cose che ci differenziano, cercate cose che vi differenzino e facciano sì che i turisti vogliano venire in Sardegna. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.